Mamma, papà e due bambine, 8 e 13 anni, Mirce, Micaela, Aurora e Giorgiana, Ogrezzanu, le bambine. La tragedia del pullman di Mestre precipitato dal cavalcavia ha spazzato via un'intera famiglia. Rumeni, ma da tanti anni immigrati in Germania, dove avevano residenza per cercare una vita migliore. Ora dopo ora si ricompone il puzzle delle storie dell'incidente del 3 di ottobre, dai nomi registrati al camping ai primi contatti con le ambasciate. Sono state le autorità diplomatiche romene a prendere contatto con quelle italiane, non tedeschi dunque, ma rumeni. Di quella famiglia oggi non resta più nulla. La tragedia della morte che si mischia a quella della vita. Marco, neosposo a 25 anni, non vedrà mai il figlio che Antonella portava in grembo e che nello schianto del mezzo a terra è morto con lei. Un futuro come quello che Lucie, giovane ventenne tedesca, studentessa di ingegneria dei sistemi a Strasburgo, aveva sognato con Siddhartha, 28 anni, 2 lauree in tasca, biologia e psicologia, stava studiando ingegneria informatica. A Treviso migliorano le condizioni di due fratellini, la piccola Emilia Berger ha solo 3 anni. Al suo rientro a casa non troverà mamma Ann Ellen, lei non ce l'ha fatta. È stato il papà Walter, ora intubato in ospedale, a proteggerla dal colpo prima, dal fuoco poi. Chi ha perso il papà è invece la piccola Anastasia, che sta lottando in queste ore al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova. Mamma Caterina è intubata, diverse fratture, ma ce la farà. C'è la famiglia ucraina Morozova, che ha perso la figlia, il tedesco 28enne che ha perso il figlio e la compagna, gli ucraini che hanno perso 2 familiari. A tutti, tranne la coppia di spagnoli ricoverati tra Padova e Treviso, la tragedia di Mestre ha strappato un familiare. Per tutti la vita non potrà più essere la stessa. Anche per questo il sostegno psicologico che ha assicurato loro H24 è stato immediatamente attivato. L'obiettivo è questo, di cercare di ridare la pensabilità e la possibilità di una continuità esistenziale dopo un evento di questo tipo. Si parla spesso di continuità assistenziale, l'intervento psicologico in queste situazioni cerca di dare una continuità esistenziale, la possibilità di pensarsi in un futuro possibile e necessario, nonostante la situazione disperata e disperante in cui ci si può sentire in quel momento.